Amici e amiche a casa, se i vostri figli o le vostre figlie nutrono un amore viscerale nei confronti del mare, allora vi consiglio un istituto a Catania che trasforma il mare in opportunità concrete per il futuro. Si chiama Duca degli Abruzzi e vi porto con me a scoprirlo. Preside, per un ragazzino o una ragazzina che uscito o uscita dalle medie nutre la passione per il mare, cosa offre Duca degli Abruzzi? Allora, il Duca degli Abruzzi intanto offre la conoscenza del mare, la tutela del mare, l'amore per il mare. Noi abbiamo nel tecnico trasporto e logistica tutte le opzioni, la conduzione del mezzo, la conduzione di apparati, la costruzione, la logistica. Adesso abbiamo anche il liceo del mare. Poi abbiamo la pesca commerciale e le produzioni ittiche, un professionale di nicchia molto importante in un paese, in una città come la nostra, che è una città di mare. Abbiamo il percorso dei sub, abbiamo il percorso del salvamento, le barche, i ragazzi escono in barca ogni giorno a vogare, facciamo i corsi di nuoto, da quest'anno anche l'aria, perché siamo trasporto e logistica e già da un anno abbiamo anche questa possibilità, che è anche sede di ITS Academy proprio sulla mobilità e trasporti. Alle nostre spalle un sogno per chi ambisce a lavorare col mare, vero preside? Sì, siamo nel laboratorio di navigazione, questo è il nuovo simulatore dove entrano tutti i ragazzi che ovviamente fanno lezione pratica di simulazione e quindi di navigazione. I laboratori per noi sono fondamentali, ma io credo che siano fondamentali in tutte le scuole oggi, perché è il momento in cui il ragazzo interiorizza la teoria e la fa propria e diventa competente. Qui siamo nel cuore delle competenze disciplinari. E lavorare in un ambiente così interattivo diventa molto interessante e molto formativo. I ragazzi sono molto vivaci, devono avere necessariamente un feedback continuo, diretto, immediato e questo li aiuta in un apprendimento motivato. E poi mi parlava di un percorso di tutoring che state organizzando con le scuole medie. Sì, allora io credo molto nell'orientamento, ma non nell'orientamento che si fa solo per scegliere la scuola superiore, un orientamento che serva a comprendere veramente qual è il progetto di vita che io voglio percorrere e quali sono le mie possibilità, le mie abilità, i miei interessi, le mie passioni. A volte i ragazzini non hanno le idee ben chiare, bisogna aiutarli, bisogna guidarli in tutto questo. Ho proposto nel mese di settembre una manifestazione di interesse a tutte le scuole medie di Catania e provincia, chiedendo alle scuole di collaborare con gruppi di ragazzi che verranno qui nei nostri laboratori a fare attività didattica, non la visita, quindi lavoreranno con i ragazzi più grandi, secondo quello che noi chiamiamo tutoring. Vorremmo che potessero comprendere qual è la loro passione e qual è la loro volontà nel voler proseguire un percorso di studi. E se noi possiamo aiutarli orientandoli anche facendo questo, siamo ben disposti a farlo. Quindi credo che sia veramente una grande offerta per un futuro importante in una terra come la terra di Sicilia, che ahimè è sempre conosciuta per i tassi di dispersione scolastica, di analfabetismo e soprattutto di disoccupazione.